Ad oggi solo 5 comuni, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Luccasicolo e Sant'Angelo Muxaro, hanno provveduto ad effettuare il trasferimento delle somme ad AICA per un ammontare complessivo di 549.077,90 euro, a fronte dei 10 milioni di euro che la Regione siciliana aveva concesso in prestito con relativi interessi ai comuni per sostenere l'avvio del finanziamento della nuova società consortile. Gli altri 21 comuni, e precisamente Aragona, Cala Monaci, Caltabellotta, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca e Villafranca Sicula, alla data del 31 dicembre 2021, non avevano presentato l'istanza di erogazione delle somme. Si deve purtroppo rilevare come diverse amministrazioni hanno manifestato di fatto un percorso di mancata e reale collaborazione finalizzata al successo di una gestione pubblica del servizio idrico integrato. Si legge in una lettera che il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Alfonso Provvidenza, ha inviato a tutti i sindaci soci di AICA. Licata è l'unico comune a non aver versato le quote sociali e continua a manifestare perplessità sulla modalità della nascita di AICA e sulla stessa esistenza dell'azienda. Si aggiunge la mancata adesione all'azienda dei comuni di Lampedusa e Camastra. Come presidente dell'Assemblea dei Sindaci non posso che manifestare rammarico, sottolinea Provvidenza. La situazione prosegue aggravata dal disequilibrio economico generato principalmente dal noto aumento dei costi dell'energia che tende ad erodere tutti gli sforzi compiuti in questi primi mesi dall'azienda. Così il prestito di 10 milioni concesso dalla Regione quando l'AICA si è insediata al momento non è servito a nulla. Si tratta di denaro che i comuni associati all'AICA avrebbero dovuto restituire con relativi interessi in 5 anni dopo l'ok dei consigli comunali. E la storia si ripete perché già la precedente gestione aveva visto i commissari prefettizi più volte tra la primavera e l'estate del 2021 prospettare il collasso finanziario in mancanza di interventi a rimedio. E la gestione ancora precedente, quella della società privata Girgenti Acque, è finita a seguito dell'inchiesta giudiziaria Waterloo.